God Save the Wine, siamo a Roma a presentare grandi vini in questo bellissimo albergo, questa location, ma siamo anche a presentare quello che è un festival che sicuramente non conoscete, ma che è uno dei pochi che va in scena in questo settembre. Quindi Simone Agostinelli del Comune di Chiusi ci racconta cos'è il Festival dell'Uva e del Vino di Chiusi, che è una zona, probabilmente è la zona più buona di vino che non avete mai sentito nominare. Beh, grazie Andrea, ci mancherebbe altro. Noi ti ringraziamo per questa grande promozione del nostro territorio. Noi etruschi siamo venuti a conquistare Roma oggi, per la seconda volta. Una bella vendetta, perché dopo i due re diciamo che... Sì, siamo venuti qui a presentare il nostro territorio, grazie anche perché hai ricordato l'evento che quest'anno si chiamerà Limited Edition, quindi una piccola festa dell'uva e del vino in rispetto di tutte le norme Covid, però metteremo in campo la nostra piazza più bella, la piazza del Duomo, e la prepareremo per i nostri avventori che vorranno venire a Chiusi a provare i vini che anche qui questa sera a Roma abbiamo portato. Le esperienze che a Chiusi hanno deciso proprio di venire a fare la propria attività, a impostare la propria vita. Noi abbiamo la Tania che è del Poggio del Moro, che è appunto russa addirittura, quindi ha creduto i posti del mondo chiusi. Abbiamo una indigena romana, abbiamo Maria Sole Giannelli delle Cantine Fico Montanino, che ha creduto, che ha una storia veramente, una storia di famiglia, che ha sempre creduto nel nostro territorio. Il nonno ha deciso di appunto comprare questa tenuta su Chiusi e lei oggi viene a presentare qualcosa di nuovo, perché come è giusto che sia, quindi un vino diciamo con un'idea nuova, un'idea verso diciamo nuove anche vinificazioni, quindi siamo interessati a capire cosa ci proporrà. Abbiamo poi anche qui un'altra esperienza importante, Davide Del Buono dell'azienda Il Roglio, con esperienze di vinificazioni anche in Franciacorta, Cadelbosco, e oggi anche lui ha deciso di puntare su Chiusi, sul territorio, sul terroir di Chiusi, per presentare anche lui un prodotto importante che secondo noi riscuoterà il piacere e il gusto dei nostri amici romani. E poi non solo, il territorio di Chiusi che viene qui a presentarsi, a presentare le sue eccellenze, a presentare la sua ristorazione, a presentare la sua accoglienza di grande livello, il nostro fiore all'occhiello diciamo del nostro centro storico, questa residenza storica meravigliosa. E qui appunto c'è Maria Giulia e la madre, che è una grande master pastisserie, e questa sera abbiamo dei cioccolatini laggiù, giusto? Quindi ci ha già conquistato. E siamo venuti anche a portare, Andrea, il nostro brustico. Il pesce arrostito del lago, che è un piatto straordinario, bollicino o no, irresistibile, bisogna venire a Chiusi. Quindi vi aspettiamo sicuramente per il fine settimana del 24 e 25, vi aspettiamo naturalmente sempre, perché Chiusi è una città accogliente, è una città che riesce veramente a dare sempre il meglio di sé a chi viene e a chi decide di passare un weekend, una giornata, una settimana proprio nelle nostre terre accoglienti e divertenti. Anche per i romani, e questa è una novità storica importantissima. Avete fatto pace. Salute! Salute!